Da sabato cominciamo questa raccolta di firme. Gli obiettivi sono chiari: taglio delle liste d'attesa, potenziamento della presenza dei medici di base che oggi mancano sul nostro territorio, psicologo di base. Ammontano a 29 milioni le prescrizioni mediche chieste dai cittadini alla Regione del Veneto nel 2022, ne sono state erogate solo 16 milioni, 13 milioni di visite e analisi sono state effettuate di conseguenza in cliniche private oppure sono rimaste inevase. Il PD regionale parte da questi numeri forniti dalla Quinta Commissione regionale Sanità per lanciare la sua mobilitazione a sostegno della sanità pubblica. Il PD chiede un ulteriore personale infermieristico e sanitario, soprattutto nei pronto soccorsi, tutela della salute mentale per giovani e adulti, oltre ad un tempestivo incremento dei medici di famiglia. Mancano moltissimi medici di base e questo è un grossissimo problema anche in città, perché i presenti stanno anche andando in pensione, ma c'è un altro problema. Nel 2021 il personale dell'ULSS di Treviso ha avuto 250 pensionati e 250 dimissionari, cioè persone che sono andate nel privato verosimilmente. Siamo prossimi a inaugurare la nuova cittadella della salute, sarà una cattedrale senza personale che ci lavorerà all'interno. Cosa chiedete alla Regione? Chiediamo investimenti, chiediamo attenzione, borse di studio da potenziare e chiediamo anche al governo di evitare tagli alla spesa sanitaria. Veniamo da una pandemia che ha creato ci ha sensibilizzato sul tema, non si può più procedere con tagli lineari sulla sanità, bisogna aggiornare i contratti dei medici, degli infermieri. Su questo bisogna intervenire e chiediamo anche al sindaco di Treviso di battere i pugni e di non indugiare, perché Zaia è dello stesso suo partito politico, di difendere gli interessi dei trevigiani sulla materia della sanità. Nei circoli Dem, Veneti e online sarà possibile sottoscrivere la petizione.